queste parole di senso compiuto, sì o no? Sì. Ok, io ti chiedo di scegliere liberamente di pronunciare ad alta voce la parola per voi. Strumentalizzazione. È incredibile. Mi dicevo, ho sognato questa cosa. Due buste, Alex ne scarta una, Roberto prende l'altra. Roberto decide di fermarmi dove vuole, su qualsiasi rigo, e sul rigo decide di scegliere una parola. Io la apro, Roberto, così di fronte a te. Tra migliaia di parole, tu hai deciso liberamente di dirne una. Mi hai fermato dove volevi, hai scelto una parola. Qui c'è la mia previsione. Andrew, 10 giugno 2011. Signore e signori che ci credate oggi. Strumentalizzazione. La parola scelta è perfetta. Voi avete una canzone, voi lo pure a casa e state... Con questo mazzo di carte che tu hai mescolato. Qui c'è la busta, scusami, vuoi vedere se è ancora firmata? È la sua firma e dalla mia previsione. Vuoi leggere ad alta voce che c'è scritto? Io, Andrew, prevedo che la terza carta del mazzetto scelto sarà il 4 di cuori. Il mazzetto lì, una alla volta, poggia una carta ed arriva alla terza carta, quella che dovrebbe essere il 4 di cuori. Sì, sì. Prima. Seconda. Prendi la mano a girare ancora. Guarda, guarda, è il 4 di cuori, la previsione della terza carta del 4 di cuori. Ti ho condizionato io ad aprire a quella pagina o era una tua libera scelta? Una tua libera scelta. Pagina 18, e ti chiedo di immaginare questa parola che stai pensando. Apri pure la pagina, verifichiamo, pagina 18. Che cosa c'è scritto qua? Qualunque.
aritmetica semplice, giusto o sbagliato? Ok. Dopodiché gli ho consegnato una seconda busta e un secondo foglio e gli ho chiesto di scrivere un nome femminile, giusto Antonio? È giusto. Terza busta, terzo foglio, gli ho chiesto di fare un disegno semplice, giusto Antonio? Perfetto. E tutto ciò, mentre io ero alle spalle, lui mescolava le buste e io non potevo vedere, giusto? O prendine una, quella che vuoi e dammela. Questa. Avvicino la busta alla mano. Apra la busta ed estragga il contenuto. Facciamo vedere anche a loro. Sono lo stesso disegno, un triangolo con dentro il cerchio. Questa è la prima carta. Secondo te è rossa o nera? È nera. Andiamo avanti. Questa? Nera. Prendi le carte e poggiale secondo la tua sensazione, tra le rosse e nere, senza vedere le tue e senza farle vedere al pubblico. Io sono qui a fianco a te, tienile basse in modo che non si possano vedere. Come vuoi, vai, procedi quando vuoi. Nera, 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 nera e nera. Vediamo da quest'altra parte. Nera, 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 nera e naturalmente rossa, 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 tutte quante rosse. Io mi complimento con voi.